Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Mafia morto nel carcere opera di Milano Nitto Santapaola, lo storico capo della cosca catanese, detenuto al 41 bis, stava scontando l'ergastolo, non si è mai pentito. Palermo in fiamme, parcheggio di un commerciante, in fumo furgoni e auto, si indaga sulla natura del rogo. L'anno scorso l'uomo aveva denunciato i suoi estorsori. Primi rincari, la guerra in Iran e le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo di petrolio e gas. L'Italia alza il livello di allerta sicurezza. A Catania la paura dei cittadini per il conflitto in corso. Niscemi, 10 milioni non spesi. Va avanti l'inchiesta della Procura di Gela, acquisiti i documenti sui fondi stanziati per i lavori di consolidamento della frana del 1997. Catania, preoccupazione all'Istituto Madre Teresa di Calcutta, realizzato in prossimità di una faglia a Tre Mestieri Etneo. I familiari degli alunni dicono: abbiamo paura, il terreno sprofonda. Palermo, protestano i lavoratori ex Almaviva, il call center della sanità che doveva impiegarli non c'è ancora, il periodo di cassa integrazione è finito. Calcio, big match giovedì sera per il Catania che sfida in trasferta il Benevento capolista. Partita in diretta e in chiaro su Telecolor a partire dalle 19:30. Grande festa a Siracusa al rientro dell'Albatro dopo la vittoria della Coppa Italia di pallamano a Riccione, un successo storico che riporta il titolo in città dopo 29 anni. Bentrovati, in apertura parliamo di mafia e della morte di Nitto Santapaola avvenuto a Milano nel carcere Opera. È lo storico capo dei capi della cosca catanese. Il boss era sofferente da tempo, ma negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate. Stava scontando l'ergastolo nel carcere, come vi dicevo, di Opera. Era detenuto al 41 bis. Alleato dei Corleonesi, fu condannato anche per le stragi di Capaci e via D'Amelio. Orazio Longo. Era malato da tempo, ma le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Benedetto Nitto Santapaola è morto ieri a 87 anni nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, dove era stato ricoverato di recente. Disposta l'autopsia, Santapaola era detenuto al 41 bis nel carcere di Opera, dove stava scontando l'ergastolo. Storico capo dei capi della mafia catanese, la sua cattura era avvenuta il 18 maggio del 93 in un casolare del Calatino, dopo 11 anni di latitanza. Soprannominato il cacciatore per la sua passione o il licantropo, Santapaola era considerato uno tra i più potenti boss di Cosa Nostra, con forti legami con l'imprenditoria, tanto che negli anni 70 inaugura concessionarie di auto alla presenza di questore, prefetto, arcivescovo e amministratori pubblici. Nato a Catania nel 1938, coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, è stato il leader indiscusso del clan Santapaola Ercolano, consolidando il suo potere grazie ad alleanze strategiche con i vertici dell'organizzazione mafiosa siciliana fino ai corleonesi di Totò Riina, che ufficialmente sostenne nella strategia degli attentati, rifiutandosi però di commettere omicidi eccellenti a Catania per evitare l'interesse dello Stato nella sua area di influenza ed espandendo il suo potere nel controllo degli appalti pubblici, delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti. Fu condannato tra i mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio e di una serie di omicidi, tra cui quello del poliziotto Giovanni Lizio e del giornalista Giuseppe Fava. La sua cosca fu protagonista di sanguinose faide, è stato accusato di avere continuato a gestire il clan anche da detenuto e per questo gli è stata più volte rigettata la richiesta dei domiciliari. In fiamme un parcheggio di un commerciante a Palermo che un anno fa denunciò i suoi estorsori. Gli investigatori sono al lavoro per capire se si tratta di un incendio doloso. Marco Gullà. A terra ci sono ancora le tracce dell'incendio che ha distrutto 4 furgoni parcheggiati e alcune auto. Un rogo è divampato nella notte in un parcheggio in via Antonio Saetta a Palermo. L'attività è di un commerciante che oltre al parcheggio gestisce un'officina e che lo scorso anno ha denunciato i suoi estorsori dopo alcune richieste di pizzo e un'aggressione. Un rogo devastante che ha avvolto tir e autovetture. Un boato intorno alle 23 ha scosso i residenti della zona che hanno lanciato l'allarme dopo aver visto delle
del fumo proveniente dal parcheggio. In pochi minuti l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno impiegato quasi 3 ore per riuscire a domare le altissime lingue di fuoco. Il parcheggio è ampio, ospita per l'appunto non solo autovetture ma anche mezzi pesanti, un lavaggio e delle celle frigorifere. Ma cosa è successo è la domanda che l'imprenditore si sta ponendo. Al momento non si esclude né il cortocircuito, dal momento che all'interno ci sono anche diverse apparecchiature elettriche, né il raid doloso. In zona, vicino all'Hotel San Paolo, nessuno vuole commentare l'accaduto. A microfoni spenti, una donna ci dice: abbiamo sentito un forte boato che ci ha svegliati. Il fumo ha poi invaso tutta la zona. La guerra in Iran e le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo di petrolio e gas, aumenta di 4 centesimi il costo dei carburanti e c'è il rischio di una nuova stangata per le famiglie. Tonino De Mano. Credo sia sotto gli occhi di chiunque, ci si può guardare intorno, è tutto aumentato. Con una precisione chirurgica gli effetti di ogni guerra si fanno sentire nelle tasche e nei portafogli degli italiani. Ha impiegato poco tempo il mercato a perdere equilibrio, così l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e la conseguente risposta ha portato ad una raffica di aumenti di petrolio e gas, più 4 centesimi al litro per benzina verde e gasolio, con la sensazione, anzi la certezza, che i rincari proseguiranno nei prossimi giorni. Le borse hanno reagito malissimo a questo blocco della chiusura dello stretto di Hormuz, tant'è vero che il petrolio ha avuto un balzo del 16% e il gas oltre il 40%. Questo ha comportato subito un aumento medio di circa 4 centesimi al litro sia per la benzina che per il gasolio. Un consiglio che mi sento di dare agli automobilisti è quello di fare, ognuno ovviamente nei limiti delle proprie possibilità, il pieno alle autovetture proprio per ammortizzare il danno. Dallo stretto di Hormuz passa il 20% del petrolio mondiale, l'effetto domino è servito. Incute una grossa preoccupazione. Già le tasche degli italiani, della stragrande maggioranza degli italiani, sono in sofferenza. Sarà un bel salasso perché adesso aumenteranno tutto aumenterà praticamente. Aumenta il gas, per fortuna l'inverno è quasi alle spalle. Sì, questo è vero, grazie a Dio non abbiamo bisogno di troppo gas se non per cucinare. Insorgono le associazioni dei consumatori che a cascata prevedono aumenti anche di bollette, trasporti e prodotti finiti. Insomma, sugli italiani incombe il rischio dell'ennesima stangata. E per la guerra in Medio Oriente si rafforza la sicurezza anche in Italia, è cresciuta l'allerta, un clima che fa crescere l'incertezza e la paura fra le persone che abbiamo incontrato per le vie del centro a Catania. Sentiamo Giusy Lazzaro. Si rafforza la sicurezza anche in Italia per la guerra in Medio Oriente, estesa l'allerta su migliaia di obiettivi sensibili, sotto la lente anche la base militare americana di Sigonella. E il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha deciso il rafforzamento immediato dei dispositivi di vigilanza. Un clima che fa crescere l'incertezza e la paura fra le persone che abbiamo incontrato per le vie del centro a Catania. Fa paura, ecco, la guerra fa paura, si sentono tante cose che poverini negli altri posti soffrono, sono senza casa, senza niente. Sigonella è a 2 passi. Se non lo sai il ministro della difesa che è andato lì a farsi la vacanza mentre stavano bombardando, che lo deve sapere. È un po' di timore, un po' di disagio, più che altro perché appunto non si sa esattamente che conseguenze e che cosa ci possiamo aspettare esattamente. Ormai sì, ho paura, però non mi stupisco nemmeno più così tanto. Poi il timore di sempre quando le guerre alla fine colpiscono soprattutto i civili. Perché quando pure morta mia mi mette cancro quando vede i picciriddi. Io sono contro tutte le guerre, tutte, perché le guerre danneggiano prima di tutto il popolo, il popolino. I grandi se la cavano sempre. Un sentimento comune viene fuori e chiede il superamento dei conflitti. Per dire che devono cercare di collaborare fra di loro, mettere la mano per la coscienza, quello che sia. Secondo i 5 Stelle in Parlamento la base di Sigonella è già in attività, parlano di un intenso traffico di aerei cargo militari americani e di aerei spie statunitensi. Intanto sono partiti i primi voli degli Emirati Arabi che riportano a casa gli italiani che erano stati bloccati a Dubai. Tra questi ci sono anche 200 studenti bloccati, migliaia i residenti che scelgono di spostarsi in paesi più sicuri. Le testimonianze sono state raccolte da Luca Ciliberti.
Sono iniziati i primi rientri dei gruppi italiani bloccati in Medio Oriente. Oggi con un volo speciale a Abu Dhabi-Milano torneranno circa 200 studenti, tra questi molti minorenni, anche siciliani, che partecipavano a una simulazione nell'ambito del progetto di politica internazionale. Grazie infinito al governo italiano, alla task force del Golfo e alle autorità consolari diplomatiche per averci assistito e per averci permesso una partenza quanto più immediata possibile. Speriamo di arrivare presto. Ma resta alta l'attenzione per i tantissimi connazionali che vivono o risiedono in quell'area. Attualmente sono 70.000 tra presenze stabili e temporanee, 30.000 solo a Dubai e ad Abu Dhabi. Tra questi c'è chi ha scelto per opportunità di spostarsi qualche giorno in un altro paese. Eravamo proprio lì di sera e vedevamo appunto che c'era la contraerea, appunto l'antimissilistica, che riusciva a intercettare questi droni e i missili che erano su Dubai, appunto, che erano in aria. Riusciva a bloccarli, però ovviamente si sentivano troppi botti, i bambini hanno avuto paura perché ovviamente piangevano anche di notte, poi si sentivano questi botti. L'antimissilistica incredibilmente ha bloccato circa ad oggi 600 tra droni e missili, quindi Dubai comunque si è comportata egregiamente, città veramente ancora più sicura. Zapparrata, originario di Gran Michele ma residente da anni a Dubai, ha caricato il fuoristrada e con la famiglia ha scelto di trasferirsi in un resort ritenuto sicuro in Oman. Ho parlato con l'ambasciatore, ho parlato qui con il consolato. L'Oman in questo momento è sicuro, siamo tranquilli. Ora sto cercando di far rimpatriare tantissimi amici miei che sono qui, che comunque non se la sentono e vogliono tornare, quindi sono qua con loro in aeroporto. Io rimarrò in Oman, la mia famiglia rimarrà lì a mare nel resort e niente, aspettiamo questa situazione. Io torno a Dubai, penso domani o dopodomani, perché comunque ho delle cose in corso, business, attività, e devo rientrare per forza. Attenzione per gli sviluppi della situazione internazionale dunque, ma nessuna fuga o rientro anticipato in Italia. Mentre la Procura di Gela indaga sulle cause della frana di Niscemi e sui finanziamenti mai utilizzati per mettere in sicurezza il territorio, la Regione avvia i primi ristori per le imprese colpite. Tra inchiesta giudiziaria e aiuti economici emergono ritardi, responsabilità e interrogativi ancora aperti. GR Italia. È un'indagine che scava nel passato per capire le responsabilità del presente, quella avviata dalla Procura di Gela sulla frana di Niscemi. I magistrati del pool frana, coordinati dal procuratore capo Salvatore Vella, stanno passando al setaccio documentazione tecnica e atti amministrativi per ricostruire perché non siano mai stati realizzati gli interventi di consolidamento e di sistemazione idraulica del torrente Benefizio, fondamentali per la sicurezza dell'area. Sotto la lente finiscono anche i progetti legati alla frattura del territorio a valle dell'ex depuratore, già colpito da una grave frana nel 1997. Per quei lavori erano stati stanziati oltre 10 milioni di euro, ma gli interventi non sono mai partiti. Un finanziamento rimasto bloccato per anni in un complesso iter burocratico negli uffici regionali, che solo lo scorso anno ha portato alla nomina del responsabile unico del procedimento. Da 2 settimane i PM hanno avviato le audizioni delle persone informate sui fatti, affiancati da 3 consulenti tecnici. L'obiettivo è accertare eventuali responsabilità e capire se i ritardi abbiano contribuito al disastro. Intanto, sul fronte degli aiuti, dalla prossima settimana partiranno i primi pagamenti dei contributi regionali alle imprese danneggiate dalla frana e dal ciclone Harry. Sono circa 1200 le domande presentate, 60 solo da Niscemi. I ristori fino a un massimo di 20.000 euro per azienda saranno erogati direttamente ai beneficiari. La Regione promette rapidità e nessuna esclusione, ma mentre arrivano i primi fondi resta aperta la questione centrale: perché risorse già disponibili non sono mai state trasformate in opere di prevenzione? Una domanda a cui ora prova a rispondere l'inchiesta. Abbiamo paura, le fessure si allargano e il terreno tende a sprofondare. A Tremestieri Etneo si riaccendono i riflettori sull'istituto Madre Teresa di Calcutta, realizzato in prossimità di una faglia. Sentiamo Tonino De Mana. La fessurazione è passata da 2,5 cm adesso a quasi 4 cm. Fessure sul terreno che si allargano a vista d'occhio, il muretto perimetrale della scuola e la relativa inferriata che mostrano segni evidenti di spostamenti, una porzione del parcheggio che tende a sprofondare, quanto basta per far riaccendere i riflettori sull'istituto comprensivo Madre Teresa di Calcutta, conosciuto a Tremestieri Etneo come la scuola della faglia vulcanica. Le scosse di terremoto del novembre scorso hanno lasciato il segno e nonostante le rassicurazioni degli enti preposti, i primis commissari prefettizi insediati al comune di Tremestieri, i genitori e i rappresentanti del comitato spontaneo Centro Ravanusa chiedono garanzie in nome e per conto della sicurezza. Purtroppo abbiamo verificato ora insieme a voi che effettivamente hanno lasciato tutto com'è, anzi abbiamo notato che si è allargato un pochino
la fessura, quindi come pensavamo noi. Mi era stato promesso effettivamente dall'ufficio tecnico e a tutti quanti quando ci siamo visti che avrebbero quantomeno chiuso quello per evitare le ulteriori infiltrazioni. Mandare i bambini a scuola, insomma, almeno per noi genitori è una grande preoccupazione, perché non sappiamo se ci dovesse essere un'altra scossa, e quella che c'è stata è stata lieve, che cosa. Piazzale off limits alle auto e transenne per delimitare il parcheggio. E mentre raccogliamo lo sfogo dei genitori, oltre il muretto si fa lezione regolarmente, si va e si viene, con un occhio al terreno ed un altro ai bambini. Adesso una breve pausa, tra poco. A Ragusa 130 studenti ricchi di talento delle scuole superiori si sono sfidati in una 3 giorni tra idee e visione per il futuro. Veronica Barbarino. Creatività, tecnologia e visione imprenditoriale sono questi gli ingredienti della 5ª edizione di Hack Your Talent, che a Ragusa ha coinvolto 130 studenti delle scuole superiori. 3 giorni in cui, tra formazione, intelligenza artificiale e visione di impresa, i giovani talenti divisi per gruppi si sono sfidati nella progettazione di sistemi tecnologici utili per il domani. Dalla salute mentale all'inclusione digitale, dalla sostenibilità industriale al monitoraggio costante della salute. Il nostro progetto è una maglietta con vari dispositivi collegati a essa. Questi sensori misurano i nostri parametri vitali e i parametri dell'ambiente che ci circonda e mandano tutti questi valori a un'applicazione che in caso di pericolo ci invia delle notifiche e in caso estremo può inviare una chiamata al pronto soccorso. Sul podio delle migliori idee, un cingolato intelligente, capace di esplorare acquedotti e fognature, mappare le infrastrutture e intervenire sulle perdite idriche. E ancora un videogioco inclusivo e un'app che racconta il territorio. Io e i miei compagni abbiamo pensato di ideare un videogioco davvero innovativo attraverso cui le nuove generazioni siano capaci di mettersi nei panni di chi quotidianamente convive con dei limiti dovuti a disabilità o neurodivergenze. Noi abbiamo creato un'app per incentivare il turismo locale in modo originale e autentico, proponendo itinerari e consigli di viaggio creati da cittadini locali in modo da far trasmettere un senso di appartenenza. Idee complesse e articolate, sviluppate dai giovani di oggi e che raccontano molto del potenziale di questa generazione. A Palermo tornano in piazza i lavoratori ex Almaviva del call center vaccinale Covid. Da 8 mesi sono disoccupati dopo anni di cassa integrazione e il progetto call center sanitario che doveva impiegarli non è ancora attivo. Manlio Viola. Non parte il servizio 116-117, il call center per i servizi sanitari non in emergenza-urgenza, e i lavoratori ex Almaviva utilizzati durante il periodo Covid per il call center vaccinali restano a casa. Per questo CGIL, CISL, e UGL di categoria hanno deciso di scendere in piazza, dando vita ad un sit-in sotto la presidenza della regione siciliana in Piazza Indipendenza. Per loro non è più attiva neanche la cassa integrazione. Percepiamo la disoccupazione, oltretutto la maggior parte di noi con prospetti sbagliati, quindi i nostri colleghi vanno avanti con 200-300 euro al mese. Siamo già disoccupati dal 1° agosto, abbiamo necessità di avere chiarezza, di avere concretezza, di avere dati certi. Il progetto che prevede di reimpiegare questi lavoratori è atteso ormai da poco meno di un anno e i lavoratori vogliono sollecitare le pratiche fra Regione e Ministero della Salute e dell'Economia. È da 8 mesi che questi lavoratori, dopo lunghissimi anni di cassa integrazione, si ritrovano ad attendere la partenza di questo progetto 116-117 che sembrava dovesse partire, dovesse essere messa a terra, ma non si capisce per quale motivo ancora c'è una perdita di tempo. Siamo in attesa di una delibera o di un decreto che autorizza la spesa di 20 milioni di euro e appunto ce l'avevano promesso circa 2 settimane fa, ma ancora non abbiamo visto nulla. L'ostacolo sembra sia soltanto burocratico, ma intanto la disoccupazione per questi lavoratori si avvia verso la fine e con essa gli stessi lavoratori temono di perdere anche il reddito minimo sul quale attualmente riescono a stento a contare.
Storie di ordinaria follia, quella che accade a Siracusa, dove un nigeriano con problemi psichici, convinto di essere Dio, crede che in una casa abiti suo figlio Gesù. In quell'appartamento invece ci vive la signora Rossana, che ci racconta questo incubo che va avanti da mesi. Con Lorena Dolci, a Sicilia 24 Focus, anche Raffaele Barone, già primario del Dipartimento di Salute Mentale di Caltagirone. In diretta dopo il TG e in streaming su siciliaweb.it. I vostri messaggi al 342 7455 005. Adesso una breve pausa e poi lo sport. Eccoci allo sport, siamo al calcio. Il Catania è a 2 giorni dal big match di Benevento che Telecolor trasmetterà in diretta. Lunetta potrebbe giocare in attacco, mentre a Catania si lavora a Torre del Grifo. Marco Carli. Con l'aiuto dei tifosi per l'assalto alla capolista Benevento, il Catania potrà contare sul supporto del pubblico amico per provare a tenere aperta la corsa al primato. I rossazzurri sono rimasti in Campania dopo il pari con la Salernitana con una prestazione valida non condita dai gol. Nell'allenamento del martedì è tornato in gruppo Celli, si riaffaccia anche Ponsi. La sensazione è che il primo potrebbe essere a disposizione per la gara, mentre l'esterno resta in bilico. Il terzetto di difesa di Salerno ha giocato un'ottima partita. Allegretto ha fatto molto bene da braccetto, possibile che venga riproposto insieme ai compagni che hanno giocato con lui all'Arechi. A centrocampo vive il ballottaggio fra Di Noia, bene anche lui a Salerno, e Di Tacchio. In attacco, l'ha detto anche Toscano, serve essere più concreti, soprattutto fuori casa, dove il Catania finora ha segnato solo 15 gol, subendone altrettanti. Potrebbe essere il momento di Lunetta con D'Ausilio e Jimenez alle spalle. Intanto a Catania si lavora per il futuro. Pelligra, per la prima volta da quando la società ne è proprietaria, a Torre del Grifo. Poi, da mercoledì, sarà a Napoli prima di assistere al match di Benevento che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro. Nel centro sportivo uno dei lavori più importanti è quello legato a energia e elettricità e si pensa molto al rinnovabile per limitare i costi. Un Catania che vuole essere futuribile anche nelle scelte strategiche che riguardano la propria casa, mentre lontano da casa, al Vigorito, la squadra correrà per il sogno sportivo. Vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Mantova per mantenere accesa la speranza della promozione diretta. Marco Gulla. Bello in casa, opaco in trasferta, il doppio rendimento del Palermo incide e non poco sulla classifica. Al Barbera e Rosanero si dimostrano un vero rullo compressore, capaci di conquistare 33 punti, un rendimento d'eccellenza che li vedrebbe secondi in classifica dietro al Monza se si contassero esclusivamente i match casalinghi. È in trasferta che il Palermo gira a vuoto, solamente 18 i punti raccolti, pochi per una squadra che deve puntare alla promozione diretta. Domani Rosanero in campo nel turno infrasettimanale. Al Barbera arriva il Mantova. L'obiettivo è quello di cancellare il KO dell'Adriatico contro il Pescara. La formazione di Inzaghi va alla ricerca della nona vittoria di fila tra le mura amiche, sperando nei passi falsi delle dirette concorrenti come Monza, Venezia e Frosinone. Inzaghi sembra orientato a riproporre l'assetto che ha accompagnato il Palermo per gran parte del ciclo di risultati utili consecutivi. Dovrebbe tornare Bani in difesa, mentre sulla tre quarti l'Eduaron è in vantaggio su Jonsen. Poi non dovrebbero esserci altre novità. Fischio d'inizio alle 20, arbitrerà Airoldi della sezione di Molfetta. Grande festa al rientro dell'Albatro a Siracusa dopo la vittoria della Coppa Italia di pallamano a Riccione. I giocatori sono arrivati poco prima della mezzanotte e ad attenderli c'erano i tifosi con cori e fuochi d'artificio. Una vittoria storica che riporta il titolo in città dopo 29 anni. Francesco Aloi. All'arrivo il trofeo è bene in vista. Per i campioni dell'Albatro è festa grande. La Coppa Italia di pallamano torna a Siracusa, l'ultima volta 29 anni fa, ma a vincerla era stata l'Ortigia. Per l'Albatro, che riporta il nome della città nell'albo d'oro, questa è una novità. Quanto accaduto al play-all di Riccione resterà sicuramente nella storia. Io credevo, la squadra credeva, la società lo stesso, perciò abbiamo avuto questa opportunità. Decisiva la vittoria contro il Trieste, 27-24 il finale. Ero all-in perché da 100-0 era un attimo e ci abbiamo messa tutta e è andata così.
Ma l'Albatro sta facendo bene anche in campionato, in Serie A Gold, dove al momento occupa il terzo posto. Una squadra sempre sostenuta dai tifosi. Questo palazzetto è la nostra roccaforte, noi qui stiamo costruendo il nostro campionato, ci seguono in Coppa Italia, sono stati il nostro ottavo uomo in campo, una parte della Coppa è grazie a loro. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.